Sai che non è un gioco. Oggi siamo al Palarex di Jesolo per la Festa dei Giovani, una manifestazione organizzata dal Movimento Giovane Salesiano che annualmente vede coinvolti circa 6.000 giovani da 17 anni in su. Il motto di quest'anno è Joy and Faith, ovvero gioia e fede. È proprio con questo spirito che i ragazzi vivranno una giornata dal programma intenso, con workshop, testimonianze, musica, liturgia e tantissime altre occasioni di confronto. Io sono il diverso per la statistica e non faccio testo nella casistica, ma conta più del resto la mia dignità. Volete dirci chi siete? Io sono Don Renato Mazzuia, mi occupo della pastorale giovanile del Patriarcato di Venezia e coordino un po' le realtà del Triveneto. Io sono Don Damiano Vianello della Diocesi di Chioggia del servizio di pastorale giovanile. Ciao! Allora, cosa vi aspettate da questa giornata Io, Te e Rio? Beh, sicuramente una grande partecipazione da parte di tutti i giovani delle realtà del Triveneto e soprattutto un grande incontro a distanza con il nuovo Papa. Ti aspettiamo gioia, entusiasmo, emozione, vogliamo dire con gioia la nostra fede, perché questa è la gioia che portiamo nel cuore, Gesù. Allora aspettiamo insieme a loro Io, Te e Rio. Siamo qui per sentire The Sun, quindi? Sì, andiamo a sentirli? Va bene, grazie. Notte fonda, buio, pesto, fisso al vuoto che detesto. Il mondo piange in un inferno, voglio uscire dal silenzio. I dubbi sono insistenti. Siamo con i The Sun, il gruppo che più di tutti ha animato questa festa. Diteci, secondo voi perché i ragazzi dovrebbero venire a Io, Te e Rio? Io, Te, Rio. Beh, prima di tutto perché ci vogliono un sacco di soldi per andare a Rio, quindi credo che sia più comodo andare a Mestre, no? No? A Sottomarina, che è in provincia di Mestre. Che è vicino a Mestre comunque. L'altra ragione la dici tu, perché... Beh, perché sarà una bellissima festa e ci saranno un sacco di persone che come oggi si sono divertite un sacco, e poi perché il significato della GMG non è solo dove si fa la GMG ma in tutto il mondo. È in affanno, deriso e vinto, un urlo spento, ma tutto inizia dall'interno, un uomo